Buongiorno e benvenuti a questo tutorial su come utilizzare Google Meet. In particolare andremo a vedere due o tre elementi principali. Innanzitutto come creare delle stanze di Google Meet in modo che poi possano essere condivise tra di noi con i nostri studenti, e una seconda parte su come gestire magari gli accessi alla stanza di Google Meet, quindi come far entrare le persone, nel caso come farle uscire, e poi come gestire il live della stanza Google Meet, ovvero durante la call, come magari accendere o spegnere i microfoni delle persone che stanno intervenendo, come permettere che condividano gli schermi, come possano anche interagire attraverso non solo parlando, ma anche attraverso ad esempio la chat. Innanzitutto però partiamo dalla creazione della stanza Google Meet. Si entra dall'account cosiddetto Gmail, quindi classico indirizzo email è www.gmail.com, ok? E da questo login e password, proprio login e password, si può creare anche un account gratuitamente per Gmail, e si avrà quindi la vista che potete vedere in questo momento, in cui potete vedere le vostre email all'interno di questo account. Io sto utilizzando l'account che abbiamo creato assieme ad Alessandro Matteo per la Scuola Scacchi Veneto. E come vedete qui dalla sinistra si può far partire immediatamente una nuova riunione. Quindi cliccando su questo link Meet nuova riunione, okay, viene creato un link della riunione e si può far partire la riunione immediatamente. Questo però è un metodo che vi sconsiglio, perché quello che succede nel momento in cui noi creiamo questa riunione in questo modo vuol dire che in quel momento la riunione viene creata, ma se ad esempio abbiamo lezione fra una settimana, un mese, il link che lui genera da questa finestrella potrebbe non essere più valido. Quindi sappiate che esiste questa funzione, se magari dovete sentirvi con qualcuno al momento si può utilizzare, ma la maniera corretta per poter creare una stanza Google Meet, anche magari per una sequenza di riunioni, di lezioni diverse, è attraverso il calendario, quindi questa funzione qui, calendar. Questa è un'altra, diciamo, applicazione che ci viene messa a disposizione gratuitamente dalla suite di Google, e quello che ci permette di fare all'interno di un calendario, vedete, ok, io sto registrando ora la lezione, questo tutorial il 5 dicembre, potete vedere che noi possiamo navigare le varie settimane e creare i cosiddetti appuntamenti sul calendario. Quindi mettiamo ad esempio che noi vogliamo fare lezione il martedì 8 dalle 2 alle 3 e mezza. Cliccando e selezionando lo slot che ci interessa, possiamo creare l'evento calendario, aggiungere un titolo, quindi ad esempio mettiamo lezione scacchi, e come vedete si può aggiungere a questo evento di calendario una videoconferenza di Google Meet. Quindi cliccando su questa finestrella viene creato, vedete, un link che è del tutto simile a quello che vedevamo prima e che sarà attivo di sicuro per la durata e oltre della nostra lezione. Ci sono altre opzioni che ci potrebbero interessare. In particolare, vedete, noi abbiamo creato giusto un appuntamento dalle 2 alle 3 e mezza per martedì 8 dicembre. Mettiamo che invece quello che vogliamo fare è, ad esempio, un ciclo di, non so, 10 lezioni, e ovviamente sempre il martedì dalle 2 alle 3 e mezza. Come possiamo fare? Ok? Cliccando sulle opzioni dell'evento del calendario che stiamo creando, c'è l'opzione della ripetizione. E allora noi possiamo dire si ripete, non si ripete, quindi è solo una volta, viene fatto ogni giorno, ogni settimana di venerdì, ogni mese il secondo martedì del mese, ogni anno l'8 dicembre e via dicendo. Quindi noi quello che vogliamo farlo è farlo ogni settimana di martedì. Non è esattamente quello, diciamo, la funzionalità che ci interessa, perché noi quello che vorremmo fare è magari 10 lezioni, non da qui all'eternità avere una stanza Google Meet disponibile il martedì dalle 2 alle 3 e mezza. Cliccando su personalizza, ok, possiamo dire di ripeterlo ogni settimana, il giorno in cui vogliamo ripeterlo e dopo fino a che giorno vogliamo tenerlo attivo, quindi magari iniziamo oggi un appuntamento per una scuola scacchi, magari a settembre, che andrà avanti fino a giugno, ci conviene selezionare da qui che l'ultima occorrenza sarà probabilmente, non so, con la termine della scuola, mettiamo il 19 giugno. Oppure possiamo dirgli questo è valido per, mettiamo ad esempio, 10 occorrenze.
A questo punto noi abbiamo creato il nostro evento del calendario ok, ignoriamo queste pop-up di Google e se andiamo avanti per le settimane, vedete, vediamo sempre che il martedì dalle 2 alle 3 e mezza abbiamo questo evento che dopo, ecco qua, dopo 10 occorrenze non c'è più. Quindi torniamo un attimo indietro e mostriamo un'altra funzionalità, perché adesso abbiamo creato la nostra stanza Google Meet. Se noi clicchiamo sul link di Google Meet, possiamo entrare nella stanza esattamente come vedevamo prima. Possiamo partecipare ed entrare nella nostra stanza. Ora c'è un, tra virgolette, problema, o meglio, noi l'abbiamo creata, noi abbiamo il link, l'evento del calendario, però i nostri studenti, i nostri colleghi non lo possono ancora vedere. Com'è che possiamo condividere questo evento di calendario con altre persone? Ok, quindi torniamo un attimo nella modalità di modifica, quindi quello che vedevamo prima quando creavamo l'evento, possiamo ulteriormente modificarlo e aggiungere degli invitati. Allora, quello che noi possiamo fare, prima modalità di condivisione, è aggiungere un invitato e quindi gli aggiungo un altro mio indirizzo email, quello mio personale di Gmail, ok? E qui possiamo aggiungere quante persone vogliamo, possiamo aggiungerne 10, 20, 30 fino a un massimo, se non ricordo male, di 100 persone. Lo salviamo, ok? Chiaramente stiamo modificando tutti gli eventi, quindi stiamo invitando a tutte le 10 ricorrenze di questo evento la persona, il mio account Gmail, e vedete, nel momento in cui noi abbiamo aggiunto un invitato, quello che ci chiede Google Calendar è di dire: volete inviare un'email di invito agli invitati di Google Calendar? Sì. Perché? Perché in questo modo a pietro.ferrara@gmail.com arriva un'email che invita la persona a quell'appuntamento a quell'evento di calendario. Spostandosi quindi nella mia casella email di posta, questa non è più quella degli istruttori scacchi Veneto, ma è quella di pietro.ferrara@gmail.com, vedete questa qui, ho ricevuto questa email, un invito per la lezione di scacchi ogni settimana dalle 14 alle 15:30 di martedì per 10 volte, ok? E posso accettarlo, ok? E quindi metterlo all'interno del mio calendario e poi accederci. Quindi innanzitutto lo accetto in questo modo, cliccando su sì, quindi i vostri studenti, i vostri colleghi possono accettarlo cliccando su sì, e a questo punto l'utente può vedere all'interno del suo calendario Google, ok, che ad esempio la settimana seguente, eccolo qua, il martedì 8 dalle 14 alle 15:30 c'è una lezione scacchi e vedete all'interno di questo invito di calendario c'è anche la stanza Google Meet, quindi io col mio account Gmail personale posso collegarmi a questa stanza e parteciparci. Anche nell'email stessa c'è comunque il link alla stanza Google Meet e in questo modo posso prenderne parte. Cosa succede a noi? E qui torno all'indirizzo email, quindi a quello della scuola scacchi, che nel momento in cui, vedete, Pietro Ferrara, quindi il mio account Gmail, ha accettato l'evento di calendario, ci arriva una notifica che ci dice: perfetto, guarda, l'utente l'ha ricevuto e ha accettato di parteciparvi, quindi in questo modo voi potete avere conferma che ad esempio lo studente ha ricevuto l'email e si è aggiunto alla lezione. Oltretutto, se andiamo a vedere all'interno dell'invito che avevamo creato, vediamo ad esempio che anche pietro.ferrara@gmail.com, quindi l'utente che avevamo aggiunto, ha la spunta verde, che vuol dire che ha accettato e aggiunto al suo calendario l'evento. Questo è magari una modalità, tra virgolette, forse un po' più complicata, ecco, del necessario, nel senso che avete bisogno di avere gli indirizzi mail degli studenti che partecipano al corso, dovete mandargli un'email, dall'altra parte comunque la persona deve essere un attimo, tra virgolette, non dico esperta, però deve conoscere queste modalità di lavoro e quindi potrebbe essere, tra virgolette, un po' farraginoso. Come vedevamo ad esempio durante i nostri incontri del lunedì, scusate, del sabato, Alessandro condivide sempre direttamente un link Google Meet, quindi se noi vogliamo giusto mandare, non so, sul gruppo WhatsApp, ad esempio, degli studenti del nostro corso, un link da cui si possano collegare esattamente come fa Alessandro con noi, è relativamente semplice. Basta prendere questo indirizzo qua, ok? Si può anche copiare utilizzando questo tasto, ok? Inviarlo, ad esempio,
tramite WhatsApp ai nostri utenti, ai nostri studenti. A questo punto loro potranno collegarsi a questo indirizzo e nel momento in cui si collegheranno all'indirizzo potranno entrare all'interno della chiamata della nostra lezione scacchi. Perfetto. Direi che per il momento ci siamo, adesso possiamo passare alla seconda parte, ovvero come entrare e iniziare a gestire la chiamata di Google Meet, la stanza di Google Meet. Quindi a questo punto quello che dobbiamo fare, come abbiamo visto molto brevemente in precedenza, è giusto cliccare sul link Google Meet dell'invito calendar che abbiamo creato. Ci si apre questa pagina e possiamo immediatamente entrare e partecipare alla riunione in cui ovviamente in questo momento non abbiamo ancora altre persone. Possiamo anche aprire la nostra webcam per farci vedere agli utenti. Ok, io sto utilizzando un software che registra la mia webcam, quindi non dà questa possibilità. Ok, possiamo vedere un po' di informazioni su come partecipare, quindi sono tutte utility che possono essere convenienti nel momento in cui abbiamo degli utenti che non riescono a partecipare. Qui vedete possiamo trovare il link della riunione a cui partecipiamo, lo troviamo ovviamente anche all'interno del nostro browser e a questo punto possiamo aspettare che gli utenti si colleghino oppure magari c'erano già degli utenti in lista. Io adesso mi collego, ok, quindi torniamo con questo, mi collego utilizzando il mio cellulare, così ho due dispositivi diversi, quindi io nel frattempo qui potete vedere con l'applicazione del cellulare sto entrando all'interno della stanza di Google Meet. Lo stesso faranno gli studenti che si collegano e ho chiesto di partecipare, quindi si può vedere la stessa cosa sarà quando si collegheranno coi computer gli studenti, loro avranno nel momento in cui chiedono di partecipare una richiesta di partecipazione che deve essere approvata manualmente. Quindi torniamo direttamente all'interno, eccoci qua, il nostro browser e mi dice guarda che qualcuno vuole partecipare a questa chiamata, ok? Pietro Ferrara, lo vuoi bloccare o ammettere? Ok? Come vedete, cosa importante, noi siamo gli organizzatori, noi abbiamo creato questa stanza con il nostro account degli istruttori del Veneto, quindi possiamo anche rimuovere le persone che accettiamo. Quindi noi in questo momento ammettiamo, eccoci qua, ammettiamo Pietro Ferrara e lo mette in muto perché sennò ovviamente abbiamo l'effetto di eco quando partecipiamo alla chiamata. Ho giusto levato anche il mio microfono come partecipante perché altrimenti faceva rimbombo e vedete, noi possiamo vedere l'utente che si è collegato tramite il mio cellulare e lo troviamo anche nell'elenco degli utenti che sono online, quindi ci sono io più ovviamente il mio account con il mio cellulare. Ok? Quello che possiamo vedere è che, ok, ciascun utente, quindi ovviamente noi qui stiamo giusto giocando con due soli utenti, noi avremo una lista, per ciascun utente possiamo cliccare sull'utente e rimuoverlo, ok? Ovvero sbatterlo fuori dalla riunione. Questo può essere utile magari se ci sono utenti che non si dovevano collegare o magari si sono collegati e poi non si sono scollegati e sono rimasti su, ma ci dà pieno controllo sulla stanza su cui stiamo lavorando. Quindi io volendo potrei rimuoverlo dalla riunione e in questo modo avrei pieno controllo su chi c'è e chi non c'è. Dopodiché, nel momento in cui uno degli utenti attiva il suo microfono, quindi vedete io in questo caso, okay, io sono istruttore SDS, che è l'account che stiamo utilizzando per gestire questa chiamata. Qui Pietro Ferrara ha attivato il suo microfono, ok? Ho portato distante il cellulare sempre per evitare quell'effetto eco. Quello che può fare l'organizzatore della chiamata è anche disattivare, scusate, il microfono dell'utente. Quindi in questo caso possiamo cliccare disattiva microfono e voilà. Adesso lui è tornato in muto. Lui chiaramente l'utente potrà tornare a parlare, però se ad esempio qualcuno è intervenuto e si è dimenticato di spegnere il microfono, possiamo spegnerglielo noi, evitando ad esempio quelle cose di cui abbiamo avuto anche esperienza durante i nostri appuntamenti del sabato, effetti eco, comunque disturbi di sottofondo abbastanza fastidiosi. Quindi nel momento in cui noi entriamo abbiamo questo menu in alto a destra,
possiamo vedere tutti gli utenti che sono collegati su questi. Chi ha il microfono acceso possiamo spegnerlo e possiamo anche mandarli fuori. Sempre da questo menu, ok, al di là un paio di informazioni non strettamente interessanti, abbiamo una chat. Qui, ok, e questa stiamo usando ad esempio anche nelle nostre chiamate, possiamo scrivere quello che vogliamo e possiamo condividere dei messaggi. Questa chat ad esempio può essere interessante, ad esempio da quello che ho capito Alessandro la utilizza per chiedere agli studenti qual è la soluzione a questo esercizio, qual è la mossa che vince, che dà scaccomato, che prende un pezzo, o la mossa migliore, oppure la mossa sbagliata. In questo modo si può invitare lo studente ad utilizzare la chat e a scrivergli la soluzione. E si può anche pensare a situazioni in cui si dice, ok, il primo che scrive è quello che ha vinto, prende i punti e situazioni simili in una maniera, diciamo, tra virgolette, competitiva, in quanto comunque abbiamo lo storico di tutti i messaggi ricevuti. Quindi possiamo vedere chi ha scritto per primo, quindi non avendo ancora visto le risposte degli altri, quindi il primo che ha risposto e ha risposto in maniera esatta, ovviamente. Dopodiché quello che possiamo fare è anche condividere il nostro schermo, quindi la funzione presenta ora. Nel momento in cui noi clicchiamo presenta ora ci viene chiesto se vogliamo presentare il nostro schermo intero, una finestra oppure una scheda. In generale la modalità più semplice è di presentare lo schermo intero. In questo caso, se noi presentiamo lo schermo intero, quello che vediamo noi è esattamente quello che viene mostrato a tutti gli utenti. In alternativa si può scegliere una finestra, ok, ve lo mostro qui per completezza, e si può dire quale delle varie finestre attive, quindi io ad esempio ho un Explorer Resource aperto, piuttosto che il mio browser Chrome, piuttosto che il programma che sto utilizzando per registrare questo video, e vedere, mostrare solo quella finestra. Io sinceramente ve lo sconsiglio, che poi nel momento in cui vogliamo mostrare 2 o 3 cose diverse, ogni volta dobbiamo smettere di condividere e riprendere a condividere quella finestra esatta. Quindi quello che io faccio sempre è condividere il mio schermo intero. Questo chiaramente ha comunque qualche, tra virgolette, problema o limite, nel senso che nel momento in cui io condivido, eccolo qua, il mio schermo intero, quello che succede se ad esempio inizio ad avere dei pop-up perché, non so, mi arrivano dei messaggi WhatsApp, delle email, oppure mentre sto presentando qualcosa, non so, mi distrago un attimo abbastanza normale e do una sbirciatina alle mie email, e tutti vedono esattamente quello che sto facendo. Quindi bisogna essere un attimo rigorosi nell'utilizzo questa funzionalità. Come vedete, nel momento in cui noi presentiamo qualcosa, tra le persone, ok, appare una persona in più che siamo sempre noi stessi, quindi la persona che sta presentando in quel momento viene vista 2 volte. Quello che si può fare, ok, è di bloccare la sua schermata intera. Vedete, io in questo momento ho detto perfetto, voglio vedere solo questa persona a pieno schermo, in particolare voglio vedere lo schermo che viene condiviso da questa persona, e vedete che io la vedo con questo bellissimo effetto a cascata e mi rimane impressa là. Ok? Vi segnalo questo perché magari qualche studente nel momento in cui si collega, ok, mette il PIN, ad esempio, non lo so, fissa sullo schermo un'altra persona e nel momento in cui voi condividete lo schermo non vi vede. Quindi in quei casi per risolvere il problema la cosa da fare, da dire, è di andare tra le persone, trovare quella con il vostro nome, quindi istruttori SVS, cercare dove c'è scritta la tua presentazione e fissare sullo schermo quella schermata lì. In questo modo lo studente vedrà sempre esattamente quello che state condividendo voi come schermo, non vedrà la vostra webcam, ok? Ma non penso che possa essere un problema. In questo modo noi condividiamo il nostro schermo e ad esempio possiamo andare su, non lo so, Junior Arena e mostrare delle posizioni, chiedere ai ragazzi di risolvere tali posizioni e via dicendo. Possiamo anche, volendo, mostrare dei filmati o altro materiale. Condividiamo al 100% tutto quello che noi vediamo con chi è collegato. Quando abbiamo finito questa parte di condivisione, noi abbiamo questa barra qua che ci è apparsa nel momento in cui abbiamo iniziato a condividere, diciamo di fermare la condivisione, di interrompere la condivisione. Penso che su un account creato da voi questo dovrebbe apparire probabilmente in italiano. Io nel mio computer ho delle preferenze miste italiano-inglese, quindi forse invece di stop sharing, cioè interrompi la presentazione, e torniamo esattamente nella modalità precedente.
Con questo penso di aver coperto tutte le problematiche maggiori, diciamo, che potete avere, su cui potete essere interessati nel momento in cui utilizzate Google Meet. Ci sono delle funzionalità, diciamo, minori. Una è quella del cambia sfondo. Nel momento in cui noi stiamo utilizzando la nostra webcam per mostrarci agli studenti, magari abbiamo uno sfondo come quello che ho io in questo momento, in cui si vede un pezzo della cucina, un frigorifero, comunque insomma una vita di tutti i giorni, e si può mettere come sfondo un'immagine che nasconde lo sfondo che abbiamo. Può essere simpatico. Tante persone hanno iniziato a utilizzarlo in maniera estesa, ma insomma è una funzionalità carina, ma niente di, diciamo così, eccezionale. Si può vedere a schermo intero, quindi facciamo un attimo, ecco qua, si può vedere a schermo intero la stanza di Google Meet, in modo da vedere questo e non più tutta la finestra del browser. Ok, tutte le altre funzionalità, la lavagna e compagnia, le lascerei perdere perché sono, tra virgolette, funzionalità un po' più avanzate che non è detto che funzionino particolarmente bene. Quello che può essere importante, ok, sono le impostazioni, sia per voi che per gli studenti. Esempio classico: si collega qualcuno e maestro non la sento, oppure voi non sentite lui. Da impostazioni in genere si può risolvere questo problema, sia per quanto riguarda l'audio che il video. Okay? Nel momento in cui noi ci colleghiamo tramite computer possiamo avere più microfoni collegati. Vedete, io in particolare in questo caso Google Meet me ne mostra 4, in realtà sono solo 2. Ne ho uno, l'Intel SST, che è il microfono ambientale del mio computer, ok? Se non ricordo male. Invece Realtek Audio, sì, è il microfono esterno, quello che sto utilizzando con le mie cuffie. Okay? Io ovviamente utilizzo sempre questo perché minimizza i rumori che ci possono essere di sottofondo. Quindi se ad esempio voi parlate e nessuno vi sente, dovete andare a vedere nei setting, nelle impostazioni che avete in Google Meet e vedere se avete altre opzioni e provare a vedere se magari eravate sul canale sbagliato. Allo stesso modo, ok, per quanto riguarda l'audio in entrata, quindi non il microfono ma l'altoparlante, possiamo avere varie scelte, ok? Quindi io qua ho headphones e speakers, penso che se provo ad esempio a mettermi sugli speakers, ok, e faccio una prova, ecco, non so se lo sentite, ma sto usando gli autoparlanti del computer e non più le mie cuffie, ok? Quindi in questo modo possiamo vedere le varie opzioni che abbiamo e magari provandole riusciamo a trovare quella che funziona correttamente. Dopodiché anche per la videocamera, io qui potrei avere più videocamere, ok? In realtà ne ho solo una. In questo momento non funziona perché sto registrando video con un software che prende la priorità sulla videocamera e non permette ad altri di intervenire, ma se ci teniamo in particolare a utilizzare la telecamera, magari penso che se uno studente non ha la telecamera accesa non è poi così importante, però penso che il maestro sia importante che si faccia vedere. Vediamo che non funziona, possiamo provare qua le varie opzioni finché troviamo quella corretta. Okay? Non posso darvi maggiori dettagli su come muovervi perché dipende dalla configurazione che avete, quindi potreste averne vari, alcuni che funzionano, altre no, ma qui dipende da caso a caso, installazione dei vari sistemi operativi e quindi non c'è una regola generale, o meglio, la regola generale è provate tutte le opzioni che avete finché trovate quella che funziona. Infine, tra le impostazioni ci sono quelle generali, magari aggiungeranno in futuro altre opzioni qui all'interno di Google Meet, ma questa è l'unica che abbiamo. Possiamo inviare i dati di diagnostica, ma insomma, anche no, ognuno decide come fare, ma niente di particolare. Quando abbiamo finito, possiamo abbandonare la chiamata. Clicchiamo qui e la chiamata è finita. Ok? Chiaramente la chiamata è finita, ma se noi ci rientriamo, la chiamata è, ok? Aspettiamo un attimo che riparta. La chiamata è finita per noi, però vedete qui l'altro mio account, quello Pietro Ferrara, è ancora online. Quindi nel momento in cui noi clicchiamo su questo tasto, abbandona la chiamata, abbandoniamo noi, però gli altri studenti potrebbero restare online finché non staccano il computer, ok? O l'alternativa è quella semplicemente di dire rimuovi dalla riunione uno a uno gli studenti, li abbiamo già salutati e li rimuoviamo, vedete? Adesso siamo da soli all'interno di questa chiamata e quindi possiamo abbandonare la chiamata e non ci sarà più nessuno.
Io direi che questo è tutto, è una panoramica diciamo abbastanza a 360 gradi sulle funzionalità di Google Meet, anche combinate appunto con la suite Google, le funzionalità di calendario per creare degli eventi abbastanza ricorrenti nel tempo. Vi invito giusto a mandarmi insomma un po' di feedback e farmi sapere se secondo voi ho coperto quanto serviva o se c'è bisogno di qualche altro materiale, qualche altro approfondimento su altri punti di Google Meet, ovviamente resto qui a disposizione. Grazie a tutti.